torniamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia che arriva da Palermo, perché un uomo ha tentato di forzare la zona vietata durante la visita della Premier Meloni, è stato denunciato, ha inoltre ferito un poliziotto nel tentativo di bloccarlo. Un giovane di 24 anni è stato appunto denunciato per resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di armi dopo aver investito in via Lincoln un agente di polizia impegnato nella gestione dell'ordine pubblico per la visita della Premier Giorgia Meloni e dei ministri dell'Interno e della Giustizia. Ha tentato di forzare la zona rossa e poi, come dicevamo, ha ferito un poliziotto che tentava di bloccarlo. Questa dunque era l'ultima notizia. Io adesso vi lascio a barzellette e poi insieme storie. Grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Incubo caldo, la Sicilia nella morsa di un anticiclone subtropicale algerino che porterà temperature elevate persistenti fino a domenica. Domani bollino rosso su Palermo ed aumenta il rischio incendi. Ferito dalla bomba che gli esplode dentro casa, un ordigno artigianale lanciato attraverso una finestra di un'abitazione al pian terreno di Agrigento. L'intero stabile risulta danneggiato. La polizia indaga su un possibile attentato e passa al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza. E ancora ad Agrigento, ore di terrore per un imprenditore di 87 anni sequestrato e tenuto prigioniero in un casolare isolato per costringerlo a pagare un riscatto. Il rapinatore è stato arrestato mentre riportava la vittima in azienda pensando di riscuotere la somma pattuita, ma trovando invece i carabinieri. Silenzio dalla banda dei Kalashnikov. 8 degli indagati si avvalgono della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Intanto allo Sperone la polizia scopre un arsenale con armi clandestine, munizioni e droga in un box. Il festino di Santa Rosalia, folla di fedeli e turisti per l'omaggio alla patrona di Palermo. In 400.000 ieri al Cassaro per la sfilata del carro della patrona del capoluogo. I fuochi d'artificio hanno chiuso la notte più lunga per la città. A Catania scontro sulle strisce blu. Il Consiglio Comunale delibera di cancellare l'ora aggiuntiva di sosta a pagamento fino alle 21. AMTS prende tempo, ma il consigliere Cardello attacca. L'azienda non può fare ciò che vuole. E poi il calcio, nuove ufficializzazioni in casa Catania, ceduto Casarola al Brescia, il giovane portiere De Falco diventa rosso-azzurro, in arrivo il terzino destro Todisco. Dunque, bentrovati, buongiorno. Parliamo di incubo caldo, la Sicilia nella morsa di un anticiclone subtropicale algerino che porterà temperature elevate persistenti fino alla giornata di domenica. Domani bollino rosso su Palermo ed aumenta naturalmente il rischio incendi. Torino De Mana. Ormai ci siamo e la Sicilia, così come il resto d'Italia, sta per essere avvolta da un'eccezionale ondata di caldo resa ancora più insostenibile dall'emergenza incendi che già da giorni attanaglia l'isola. Bollino rosso oggi in diverse città del nord e centro Italia, mentre domani la calura si intensificherà nelle isole maggiori con bollino rosso, massimo livello di allerta per il caldo su Palermo. E la raccomandazione che i sindaci devono dare alla popolazione di evitare di permanere nelle ore calde, evitare le attività lavorative all'aperto, a parte le misure già attivate dall'assessorato alla sanità, ma sono misure sanitarie che riguardano le aziende sanitarie, i pronto soccorso e gli ospedali.
mobilitata la Protezione Civile regionale, che ha già diramato un comunicato straordinario di preallerta per rischio ondate di calore a partire da oggi, quando l'anticiclone subtropicale algerino porterà temperature elevate persistenti fino a domenica, con picchi locali di 42-44 gradi, prima nei settori occidentali, in particolare il trapanese, poi sulle aree centro-orientali dell'isola. Queste condizioni, associate all'elevata quantità di vegetazione secca, aumenteranno anche il rischio incendi. Per gli incendi, allerta rossa nelle province di Palermo, Messina e Ragusa. Attimi di terrore nel cuore di Agrigento, un ordigno artigianale esploso all'interno di un'abitazione in via Silvio Pellico. Un uomo è rimasto ferito, danneggiato lo stabile. La polizia è sulle tracce dell'autore del gesto. Il servizio. Poteva essere una strage. Un ordigno artigianale è stato lanciato dentro un'abitazione al primo piano di via Silvio Pellico ad Agrigento. In casa stavano riposando almeno 2 persone, un italiano e un cittadino gambiano. Quest'ultimo è rimasto lievemente ferito ad una gamba ed è stato trasportato in ospedale al San Giovanni di Dio di Agrigento. Chi ha agito voleva colpire. L'ordigno è stato lanciato da una finestra ed è esploso all'interno dell'appartamento. La deflagrazione ha devastato parte della casa e provocato danni anche ad altri appartamenti dello stabile. L'esplosione, avvertita a centinaia di metri di distanza, ha seminato il panico. Decine di residenti sono scesi in strada spaventati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le volanti della polizia, gli agenti della scientifica ed un'ambulanza del 118. I pompieri hanno anche messo in sicurezza una bombola del gas presente nell'abitazione, evitando ulteriori rischi. Le indagini sono in pieno svolgimento. Gli investigatori hanno già acquisito e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso l'autore del gesto criminale. L'ipotesi principale è quella di un vero e proprio attentato. Tentato sequestro in provincia di Agrigento, vittima un anziano imprenditore segregato per alcune ore e poi rilasciato dietro promessa del pagamento di una somma di denaro. Lorena Dolci. Sequestro lampo per un anziano imprenditore della provincia di Agrigento. L'uomo è stato bloccato all'uscita dalla sua azienda di materie plastiche, la Geoplast di Casteltermini. Sotto minaccia è stato costretto a salire a bordo dell'auto del malvivente e condotto in questo casolare isolato. Qui l'uomo di 87 anni è stato immobilizzato e minacciato. Obiettivo del suo aguzzino è estorcergli un'ingente somma di denaro, 100.000 euro. Solo in seguito alla promessa di pagare il riscatto, il sequestratore si è convinto ad accompagnare nuovamente la vittima nei pressi della sua azienda, dove però ad attenderlo c'erano i carabinieri, allertati da una denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Il rapitore è stato bloccato poco lontano, ancora a bordo dell'auto. I militari hanno individuato il casolare, dove hanno ritrovato una pistola a giocattolo, un coltello, una sedia e alcuni legacci, tutti elementi che hanno confermato il racconto della vittima. L'arrestato, un uomo di 50 anni, è accusato di sequestro di persona a scopo di estorsione. La banda del Kalashnikov e degli attentati, in 8 restano in silenzio. Domani e dopodomani altro giro di interrogatori, intanto altre armi sequestrate in un box del quartiere. Marco Gullà. Primo giro di interrogatori per la banda dei Kalashnikov che per mesi ha terrorizzato i commercianti di Tommaso Natale, Isola delle Femmine, Sferracavallo e Mondello. In 8 sono stati sentiti dal giudice per le indagini preliminari. I giovanissimi che pendevano dai messaggi inviati dal carcere dal boss Salvatore Verga hanno scelto la strada del silenzio. Pagati poche centinaia di euro ad attentato, erano la manovalanza guidata sul territorio da Matteo Salamone e Rosario Piazza, che mantenevano poi il rapporto costante con il giovane boss dietro le sbarre. Gli interrogatori proseguiranno domani e dopodomani, poi il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se convalidare o meno l'arresto. Dai Kalashnikov alle armi sequestrate dai poliziotti del commissariato Brancaccio in un box nel quartiere Sperone, trovati un fucile a pompa con la matricola cancellata, 2 pistole Beretta, una penna pistola artigianale e oltre 130 proiettili di vario calibro, compresi i potenti 357 Magnum. Oltre alle armi, nel box c'era pure un considerevole quantitativo di droga, hashish, 425 dosi di cocaina e crack per un peso complessivo di 88 grammi.
E adesso il festino di Santa Rosalia, folla di fedeli e turisti per l'omaggio alla patrona di Palermo. In 400.000 ieri al Cassaro per la sfilata del carro della patrona del capoluogo. I fuochi d'artificio hanno poi chiuso la lunga notte per la città. Marco Gullà. I fuochi d'artificio hanno chiuso la notte del 402esimo festino di Santa Rosalia. La festa per la patrona di Palermo ha chiamato a raccolta centinaia di migliaia di persone. La stima è di 400.000 tra fedeli e turisti. Un grande spettacolo per la sfilata del carro, iniziato a Palazzo dei Normanni con il videomapping. Combatte, soffre. Poi il percorso fine ai quattro canti, sul carro anche la madre di Alessia La Rosa, la bambina tifosa rosanero morta di cancro il 12 maggio scorso. Il sindaco Roberto Lagalla lancia il tradizionale Viva Palermo e Santa Rosalia. Viva Palermo e Santa Rosalia! Una liberazione per la città è arrivata anche dopo gli arresti della banda dei Kalashnikov. Certamente c'è una grande capacità investigativa, una grande risposta dello Stato e delle forze dell'ordine, lo ha confermato ieri la Presidente Meloni, che ha apprezzato il lavoro svolto in questa città. E questa sera invece è serata di festa, ma anche di riflessione e di devozione. Il messaggio anche dell'arcivescovo Corrado Lorefice, che dice c'è urgenza di aria pulita, di resistenza, di riscatto per tutti coloro che abitano la città, di qualsiasi colore, di qualsiasi etnia. Oggi il festino continua con la messa in cattedrale e la processione nel pomeriggio. A Catania è arrestato un corriere della droga con 2 chili di eroina che avrebbe fruttato 500.000 euro sul mercato. Sempre a Catania in manette uno spacciatore a San Cristoforo aveva affittato un garage dove nascondeva mezzo chilo di marijuana. Nelle operazioni decisivo l'utilizzo di 2 cani antidroga. Giusy Lazzara. A Catania la Guardia di Finanza ha arrestato un corriere della droga con oltre 2 kg di eroina. L'uomo, originario di Gela, con precedenti per traffico di stupefacenti, è stato fermato al casello di San Gregorio e ha insospettito subito i finanzieri. Da un controllo in un vano nascosto, grazie al cane Nanda, si vede nelle immagini, all'interno di un intercapedine del paraurti posteriore dell'auto, sono stati trovati 4 panetti di eroina che servivano per confezionare 25.000 dosi. Messa in commercio al dettaglio, la droga avrebbe fruttato 500.000 euro e sempre a Catania, nel cuore di San Cristoforo, aveva affittato un garage proprio vicino alla sua abitazione, un posto sicuro per nascondere più di mezzo chilo di marijuana, ma il fiuto del cane poliziotto Ares lo ha portato dritto verso la saracinesca del box. Arrestato, lo spacciatore 28enne ha confessato agli agenti di aver nascosto in un angolo del garage una busta con la droga e un bilancino di precisione. A Catania scoppia la guerra delle strisce blu. Il Consiglio Comunale dice no al pagamento tra le 20 e le 21, ma AMTS ribatte: lo faremo ad ottobre. Il servizio di Tonino De Mano. A Catania scoppia la guerra delle strisce blu con un paradossale scontro tra Consiglio Comunale e AMTS, società partecipata del Comune. L'oggetto del contendere è la richiesta di ripristinare l'orario precedente, eliminando di fatto la fascia oraria dalle 20 alle 21. Non le manda a dire il consigliere comunale Andrea Cardello, che attacca l'azienda per i costi della sosta a pagamento. Chiamo AMTS e mi viene detto che non prima di ottobre sarà ripristinato l'orario. Ora AMTS deve cominciare a capire che è una partecipata totalmente di proprietà del Comune di Catania e non può fare quello che vuole. Per molti anni il limite per il pagamento è stato fissato alle ore 20. L'estensione alle 21 è stata subito considerata un ulteriore ed inaccettabile balzello. Secondo Cardello, le deliberazioni del Consiglio Comunale non possono essere disattese o rinviate. Lamentavano oggi che non c'è la tempistica per poter ricambiare tutte le segnaletiche, cosa che è stata fatta nel giro di una settimana quando è stato cambiato l'orario originariamente. E invece così sarebbero 4 mesi. Esattamente, 4 mesi che stiamo aspettando. Vogliamo una risposta immediata da parte di AMTS. E qualora non ci fosse la risposta di AMTS? Dovrebbe intervenire il sindaco. La questione rischia di infuocare la già calda estate catanese.
A Siracusa è sempre emergenza acqua, ancora carenza in gran parte del centro storico e in altri quartieri della città, proprio mentre il caldo è in aumento. Aretusacque è al lavoro per limitare i disagi, ma le condutture molto vecchie non aiutano. Emergenza anche ad Agrigento, dove oggi ci sarà un vertice in prefettura. Francesca Loi. Con le temperature in salita a Siracusa, oltre al gran caldo, preoccupa l'emergenza acqua. Un grosso problema per i residenti, ma anche per i gestori delle strutture ricettive. A Ortigia c'è chi ha disdetto le prenotazioni per alloggiare altrove. Sono 5 giorni che siamo senza acqua, io gestisco una casa vacanze e ahimè ho dovuto cancellare 3 prenotazioni perché non abbiamo acqua e quindi per non fare brutta figura con i nostri ospiti abbiamo preferito chiudere. Ma tutto si ripercuote anche su bar e ristoranti. A turista voglio spiegare che non potevano utilizzare il bagno e se ne andavano anche. Quindi sono anche soldi che noi abbiamo perso. Le squadre di Aretusacque sono al lavoro senza sosta per ridurre al minimo i disagi. Intervenire su una rete molto vecchia però non è semplice. Oggi nel mirino c'è la tratta da Musi-Teracati. A pagare il prezzo dell'emergenza sono migliaia e migliaia di siracusani. Oggi partiranno mail e PEC da parte dei residenti ad Aretusacque e stiamo valutando anche ulteriori iniziative collettive. Ma lo stesso problema riguarda anche Agrigento. Domani mattina in prefettura ci sarà un vertice sull'emergenza Maddalusa, frazione dove i rubinetti sono a secco da più di un mese. La battaglia per la spiaggia di Mondello sbarca davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il movimento controcorrente ritiene che il perdurare dell'esistenza dello stabilimento balneare violi i diritti fondamentali dell'essere umano e dunque chiede la condanna dell'Italia. Manlio Viola. La scelta del CGA che ha permesso alla immobiliare italo-belga di tornare a gestire ancora per quest'anno la spiaggia di Mondello non è andata giù a Ismaele Lavardera, che aveva lanciato la sua crociata contro l'azienda e per liberare la spiaggia dagli stabilimenti balneari. A oltre un mese da quei fatti adesso Controcorrente decide di ricorrere addirittura alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il movimento, assistito dallo studio legale dell'avvocato Stefano Giordano, ha individuato diversi motivi di ricorso, ritenendo che siano stati violati il diritto al godimento di un bene pubblico, il diritto alla qualità della vita, ma che esista persino una forma di discriminazione in atto. Di fatto il ricorso è contro l'Italia e in questo modo Lavardera ritiene di poter portare in giudizio l'intero paese davanti alla Corte europea. Questa presentazione di questo ricorso si chiude un cerchio e si attenderò fiducioso quello che potrebbe essere la risultanza intanto della procedibilità del ricorso stesso, che fa capire la bontà del ricorso in sé e apre degli scenari importanti, perché forse è la prima volta che su un caso ambientale un movimento, un partito o comunque una realtà locale siciliana ricorre direttamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Cosa può cambiare per effetto di questo ricorso? Di fatto nulla, è soltanto un esercizio giuridico che punta soltanto a una reprimenda nei confronti dell'Italia e dunque del CGA, visto che il pronunciamento non potrà mai arrivare prima del mese di settembre, quando la stagione sarà finita e dunque anche la sospensiva avrà esaurito i propri effetti. E adesso parliamo di cinema. Da giovedì nelle sale L'Odissea, il Colossal di Christopher Nolan con Matt Damon, girato anche in Sicilia tra Lipari e Favignana. Le isole hanno permesso le ricostruzioni epiche e gli scenari più suggestivi. Lorena Dolci. Un Ulisse stremato che approda su una terra sconosciuta. Quel paesaggio di pietra e roccia ai contorni di Cala Rossa e Cala Azzurra a Favignana, quartier generale delle riprese dell'Odissea, il Colossal di Christopher Nolan, tra poco nelle sale. 91 giorni di riprese in 6 paesi, dal Marocco alla Scozia all'Islanda, passando appunto dalla Sicilia, che più di ogni altra location intreccia la sua storia con il poema omerico. È a Pietra del Bagno, sulla costa di Lipari, che le sirene tentano l'eroe. Il castello di Santa Caterina a Favignana e la fortezza di Itaca, dove Penelope e Telemaco, Anne Hathaway e Tom Holland aspettano il ritorno dell'eroe. Vulcano, Panarea e Basiluzzo completano le riprese rimaste blindatissime. Per l'oscura dimora del Ciclope, Nolan ha scelto l'Orecchio di Dioniso a Siracusa. Per vendicarsi.
Scenografie monumentali, attrezzature speciali utilizzate anche per portare gli arancini alla troupe, sbarcata nel marzo dell'anno scorso. 250 milioni di dollari e un cast stellare per quello che il protagonista Matt Damon ha definito il film più impegnativo della sua vita. Promettimi che tornerai. E se non ci riuscissi? E prima della pubblicità c'è un aggiornamento, un'operazione della Guardia di Finanza di Agrigento che per fronteggiare l'evasione fiscale nel settore dell'istruzione privata ha scoperto 131 professori irregolari in seguito ad accertamenti fiscali incrociati con INPS e agenzie delle entrate. Sono state rilevate sanzioni per un importo di oltre 435.000 euro. Approfondiremo l'argomento nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Adesso una pausa pubblicitaria, tra poco il calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Catania ha ceduto Casasola al Brescia, il giovane portiere De Falco diventa rossazzurro, in arrivo il terzino destro Todisco, il servizio di Sergio Colosi. Nuove ufficializzazioni in casa Catania. Thiago Casasola è stato ceduto a titolo definitivo in Serie C all'Union Brescia, dove ha firmato un contratto biennale. A Casasola, che la scorsa stagione ha disputato 39 partite, realizzando 3 reti, il club rossazzurro ha augurato le migliori fortune personali e professionali. Il portiere Cristian De Falco, 20 anni il prossimo 21 agosto, è un calciatore del Catania. De Falco, cresciuto nelle giovanili di Bologna e Molese e Reggiana, ha giocato un'ottima stagione con l'Igea Virtus, dove però è stato sfortunato e involontario protagonista della penalizzazione di 5 punti della società barcellonese per una precedente squalifica non scontata. Il Catania sostituisce Casasola con il terzino destro 24enne Gianmarco Todisco. Imminente la cessione a titolo definitivo dell'ex Avellino, che ha militato anche con Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve Stabia. Per la fascia sinistra piacciono Guerra e Groppelli, entrambi del Crotone. Nel ruolo di esterno d'attacco seguiti Rizzopinna del Sole e Merola, tramontate invece le ipotesi Tumminello per l'attacco e Scognamillo in difesa. In partenza Miceli, Frisenna, Stoppa e Luperini. Il prossimo 30 luglio a mezzogiorno saranno resi noti i calendari di Serie C. Il 21 agosto la prima giornata di campionato. Prosegue intanto al Massimino il ritiro del Catania con una doppia seduta. E per questa edizione del mattino è tutto. TG Sicilia torna alle 13:30. Adesso la rassegna stampa curata oggi per noi da Orazio Longo. Grazie e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.